Sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata domenicale della trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in diretta su Sesta Rete, canale 215 del digitale terrestre, ogni domenica a partire dalle ore 19, siamo in replica anche la domenica mattina intorno alle ore 8. Si parla di calcio dilettantistico dal campionato interregionale sino alla seconda categoria. Salutiamo la nostra penaltina. Un saluto a te, ciao un Giada, saluto a tutti ben voi. trovata, ben trovata. E in postazione abbiamo come al solito la presenza in questa prima parte del nostro programma di Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo, ben trovato anche a te. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E diamo subito anche modo di conoscere il nostro primo ospite della puntata, allenatore che quest'anno insomma la panchina l'ha vista un po' da lontano, ha seguito i campionati un po' da lontano, però è sempre attuale il suo nome. Abbiamo Pierpaolo Alderisi, no? Un po' sorrido perché insomma lo vedo crescere negli anni e quindi sono contento. Quest'anno come mai fermo? Per scelta? Sì, nella seconda parte per scelta, per motivi familiari belli. Quindi nella prima parte invece so che c'era stato... stato ho avuto qualche problemino a Mister Bianco e ho deciso di passare la mano. Ho capito. Tra l'altro poi prendere una squadra a campionato in corso è sempre molto più difficile, l'anno no, scorso l'ho fatto a Trecastagni, è stato complicato, però molto stimolante. Sì, bello. Sì, però poi bisogna essere anche supportati da un buon gruppo e lì forse le difficoltà nascono quando poi le società hanno problemi ad allestire una squadra a richiesta se è vero che l'allenatore è la persona sola per eccellenza, in queste categorie lo è proprio per antonomasia. Diciamo pure che ha abbandonato certe volte. Alcune volte sì. Alcune volte sì. Bene, allora a questo punto iniziamo il nostro programma, lo facciamo con i risultati e la classifica del campionato interregionale. A te Giada. Noto Città di Messina 3-3. Ad Acireale, Comprensorio Montalto batte Acireale 4-1. A Caltanissetta, Comprensorio Normanno batte Nissa 3-0. Messina Gelbison 0-0. Ragusa Palazzolo 1-1. Savoia Cavese 1-1. Agropoli Ribera 1-1. Licata Sambiase 1-1. A Cosenza Vibonese batte Cosenza 2-1. In classifica sottolineiamo che il pareggio della squadra del Messina ha in un certo senso bloccato l'ascesa della squadra messinese, però per sua fortuna il Cosenza, la squadra che insegue, oggi addirittura ha perso in casa. Però la classifica la diamo al completo. A te Giada. Messina è in vetta con 61 punti, seguita da Cosenza 56, Gelbison 47. Città di Messina 45, Savoia 44, Ribera e Comprensorio Montalto 40, Agropoli e Vibonese 37, Licata 36, Ragusa, Cavese e Comprensorio Normanno 35, Palazzolo 31, Sambiase 30, Noto 27, Acireale 15 e Nissa 8. Ricordiamo che Messina e Nissa hanno un punto di penalizzazione, Noto 3 punti di penalizzazione. Diamo adesso lettura del tabellino del prossimo turno, sarà la 28ª giornata, si giocherà giorno 24 di marzo. Si giocheranno le seguenti partite: Sambiase Messina, Comprensorio Normanno Acireale, Città di Messina Agropoli, Cavese Licata, Palazzolo Nissa, Comprensorio Montalto Noto, Gelbison Cosenza, Vibonese Ragusa e si chiuderà con Ribera Savoia. Allora Carmelo, devo dire che il mezzo passo falso del Messina non è stato sfruttato appieno dalla squadra calabrese del Cosenza, che addirittura ha perso in casa. Sì, devo dire domenica strana, perché il Messina si trova ad allungare non uno ma addirittura 2 punti, perché il Cosenza ha avuto un altro punto di penalizzazione, arriva a più 5 proprio in una domenica in cui, al di là del risultato, invece il Messina di Catalano ha fatto veramente una bella partita. Al San Filippo contro il Gelbison Cilento, nonostante il Messina accusasse parecchie assenze, è riuscito comunque a giocare 90 minuti di altissimo livello, ma non sono bastati per conquistare l'intera posta in palio.
Un grande favore tuttavia al Messina lo fa la Vibonese, che ha ottenuto un successo di prestigio al San Vito di Cosenza, tra l'altro in rimonta perché il Cosenza era andato in vantaggio e nella ripresa poi la Vibonese era riuscita a ribaltare la situazione, un successo di prestigio che di fatto nobilita la stagione dei calabresi. Tra l'altro con questa vittoria la Vibonese un po' si tira fuori dalla bagarre per non retrocedere, perché se cortesemente un attimo possiamo rimettere la classifica dell'interregionale, insomma è guerra aperta con molte squadre che cercano disperatamente di uscire fuori dalla zona play-out, a parte chiaramente Acireale e Nice che sono ormai decisamente out. Sì, oggi praticamente nella parte bassa della classifica ha vinto il Paternò, che è riuscito ad agguantare un successo non difficile ma comunque prezioso ugualmente sul campo della Nissa. Poi da segnalare anche il pareggio nel derby tra Ragusa e Palazzolo, un punto che sostanzialmente serve poco ad entrambe, mentre parecchio rammarico invece per il Noto, che aveva la partita in pugno, aveva 2 gol di vantaggio contro il Città di Messina e si è fatta recuperare. Il risultato finale a Noto è stato quello di 3-3, quindi il Noto oggi ha perso un'altra occasione, dopo una rimonta che sembrava ormai spedita, quella della formazione di Betta, nelle ultime 2 settimane ha un po' rallentato. Beh, è anche vero che ha giocato in questo caso e questa domenica col Città di Messina, che è una squadra abbastanza importante, di grande qualità. Sì, però poi leggendo anche la dinamica della partita, cioè oggi il Noto la partita ce l'aveva in pugno, Ho capito. un po' questo crollo nel finale fa riflettere. È normale che dopo un tentativo di rimonta di 5-6 partite ottieni 5 vittorie consecutive e poi è caso qualcosa perdi. Io credo che la formazione di Betta si stia già concentrando sui play-out. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, con Pierpaolo Alderisi. Adesso vogliamo parlare di questo campionato di interregionale che ha riservato, devo dire, quest'anno tantissime sorprese. Su tutti, lo abbiamo già ampiamente detto e documentato, il fallimento della Ciriale, la sofferenza e poi alla fine la retrocessione anche di un capoluogo di provincia, quello è quello di Caltanissetta, ovvero la Nis, e poi dietro questa bagarre con il Noto che indubbiamente parte più svantaggiato rispetto ad altri. E da sottolineare che adesso c'è anche Ragusa che insomma deve stare attento. No, mi faceva specie notare come nella seconda parte della classifica ci siano su 9 squadre 7 siciliane, quindi questa è una cosa un pochino che ci dispiace, insomma, ci rammarica. Purtroppo il campionato o per fortuna il campionato di eccellenza e di interregionale è un campionato, insomma, che di dilettantistico ha ben poco, e quindi bisogna essere organizzati davvero bene. I fallimenti di Acireale, metto anche la Nissa, perché la Nissa si trova in questa categoria credo da 8-10 anni, sì, no, infatti, credo anche di più. infatti. E quindi diciamo è una vera sorpresa vedere. Però è la dimostrazione che poi alla fine, se non si ha una forza economica alle spalle, non si riescono più a condurre e a portare a termine i campionati, perché poi se noi guardiamo anche gli altri campionati di eccellenza, lo vedremo insieme, molte squadre praticamente hanno dato forfait quasi a metà stagione. Ma sono campionati che diciamo vengono un po' falsati queste situazioni, ci sono per ogni girone dalla promozione fino all'interregionale ci sono 3, 4 se non 5 squadre che danno forfait e quindi diventa difficile. Allora bisognerebbe dare, credo, un riordino proprio a livello federale di quello che è i campionati, perché se la situazione ogni anno è questa e in ogni campionato, stiamo parlando anche di campionati come l'interregionale, sono campionati di un certo livello, si vedono 2 o 3 squadre che sono costrette a dare forfait. Però per fortuna, e con questo insomma noi lo pubblicizzavamo sempre con Carmelo Puglisi, abbiamo un Ribera che tra la sorpresa generale, con una buona organizzazione tecnica e societaria, Carmelo ce lo può ancora una volta confermare, insomma qualche piccola soddisfazione è arrivata, tenendo presente che comunque questo campionato lo sta vincendo una siciliana che è il Messina, che probabilmente gioca a parte in questo campionato. Carmelo. Ribera anche oggi ha ottenuto un buonissimo risultato, perché andare a pareggiare sul campo dell'Agropoli non è semplice. Nelle ultime settimane, dopo qualche incertezza, la formazione di Bruccoleri ha ripreso a marciare con una certa regolarità. Io volevo dire un'ultima cosa, cioè facevi poc'anzi riferimento al discorso economico, che sicuramente in queste categorie è un aspetto importante.
Però vengono a crearsi anche delle situazioni virtuose, come mi ricordo il Milazzo qualche anno fa, diciamo che fu una squadra partita, se non erro, dalla prima categoria, che riuscì a fare il salto anche nei professionisti. Il problema è programmare, riuscire ad avere figure professionali reali che... Sì, ma oltre alle figure... È ovvio che a quei livelli occorrono ci anche, vogliono anche per carità, dei budget per carità. economici interessanti. Con la crisi che c'è, io credo che attualmente gli imprenditori, insomma, scarseggiano. Hanno altri problemi. Né tantomeno si può pensare, e in molti però lo fanno, che le amministrazioni comunali possono sovvenzionare a tutti gli effetti una società sportiva. Esatto. È successo per molti anni dalla prima categoria, almeno sino all'eccellenza, sicuramente non potrà e non può succedere ancora, perché chiaramente le amministrazioni comunali in questo momento versano tutte in gravissime condizioni. Peraltro non voglio nemmeno citare altre situazioni disastrose, sono quelle dei settori giovanili, che è un argomento a cui sono molto legato. Certo. Vedere, diciamo, società di questo livello che non hanno alcuna attenzione e cura per il settore giovanile investono quasi zero. È un controsenso in un periodo del genere dove appunto mancano le risorse, manca l'appoggio del comune, almeno in casa ti costruisci qualcosina, non c'è nemmeno questo. Non c'è nemmeno questo. Il problema, Ettore, per completare questo ragionamento, l'esempio concreto è quello della Nissa. La Nissa l'anno scorso ha fatto con San Marra in panchina, ha fatto un autentico miracolo, perché senza alcuna base societaria era riuscita a salvarsi. Quest'anno c'è stata la pretesa di ripetere i miracoli tutto al più nel calcio riescono una volta avvenire sola. una volta sola. Cioè non ci sono, a Caltanissetta oggettivamente, con tutto il rispetto per i vari dirigenti che si sono susseguiti, non ci sono più le condizioni. È vero, è vero. Vedo che le proposte per Paolo Alderisi arrivano anche durante il corso della trasmissione, quindi insomma evidentemente hai costruito una buona immagine. Oppure portate bene. Oppure portiamo, beh, è vero che portiamo bene, in molti lo dicono. Allora, campionato di eccellenza, campionato che un po' ti appartiene molto perché insomma lo hai vissuto anche da protagonista. Abbiamo subito i risultati del girone A. A Cianciana, Aragona batte Cianciana 1-0. Quella è promozione. Ah, eccellenza. Ok, scusate. Succede. Non ti preoccupare, vai. Perfetto. Eccellenza. Eccellenza, girone A. Secondo me non hai i fogliettini. No, ce li ho. Perfetto. Ok. A Monreale, Acragas batte Monreale 2-0. Camarat Bagheria 3-2. A Raffadali, Folgore Selinunte batte Raffadali 2-1. Marsala Leonfortese 2-1. Mazzara Parmonval 3-1. Atletico Campofranco Riviera Marmi 2-0. Ad Alcamo, San Giovanni Gemini batte Alcamo 2-0. San Cataldese Valderice 2-0. L'Acragas vince a Monreale e raggiunge la sospirata promozione nel campionato interregionale. Guardiamo a questo punto la classifica al completo. Acragas è in vetta con 65 punti, seguita da Atletico Campofranco 55, San Giovanni Gemini 53, Riviera Marmi 47, Alcamo 44, Raffadali 40, Camarat 36, Leonfortese e Folgore Selinunte 34, Mazzara 30, San Cataldese e Marsala 28, Valderice, Monreale e Parmonval 26 punti, Bagheria 21. Ricordiamo che Marsala e Mazzara hanno un punto di penalizzazione. Il prossimo turno si disputerà il 7 di aprile, in quanto adesso i campionati di eccellenza si fermeranno per 2 settimane. Queste le partite: Folgore Selinunte Acragas, Leonfortese Alcamo, Bagheria Atletico Campofranco, Parmonval Camarat, Raffadali Mazzara, San Giovanni Gemini Monreale, Riviera Marmi San Cataldese ed infine Valderice Marsala. Allora, Carmelo, l'Acragas finalmente ha raggiunto questa sospirata promozione, così possiamo definitivamente non parlare più di questa macchina firmata a Rigoli, perché insomma ci hanno fatto divertire, però è anche vero che poi alla fine non abbiamo avuto più argomentazioni per cercare di parlarne al di là della quotidianità e di questa vittoria che la squadra di Rigoli ogni settimana raggiungeva.
Beh, oggi è stato è il giorno della festa, seppur un finale turbolento a Monreale, qualche polemica di troppo alla fine, animi un po' agitati, ma poi è stato il momento della festa per l'Agregas. Forse il Monreale voleva cercare di portarsi via i punti per la salvezza. Beh sì, è stata comunque una partita, accesa. L'Agregas doveva fare la sua partita da squadra seria, quindi voglio dire, se l'Agregas vince in campo, perché protesta il Monreale? Perché a modo loro, secondo me, avranno pensato: avete già vinto il campionato, non ha senso che voi vi portate via i 3 punti da Però qua. oggi per l'Agregas era importante chiuderlo, Ci mancherebbe. chiudere la pratica con... Anche per una questione di correttezza, voglio dire. No, Sì, anche senza- perché c'è la sosta di, insomma, di C'è la 3 sosta, settimane, infatti. e tenere i giocatori sulla corda su una sosta Giusto. così lunga Sarebbe stato- è difficile. assolutamente. Quindi hanno vinto il campionato, stop. Non basta. solo, ma ormai i giochi sembrano fatti anche per quel che riguarda la zona playoff, che dovrebbe vedere Campofranco, San Giovanni Gemini, Riviera Marmi e Alcamo, visti i 4 punti di vantaggio che l'Alcamo ha sul Raffadali, che è sesto in classifica. Invece rimane molto vivace la lotta per non retrocedere, ed effettivamente nelle ultime 3 partite solamente il Bagheria sembra avere un piede in promozione, le altre sono tutte a lottare, quindi vedremo nelle ultime 3 partite, negli ultimi 270 minuti di campionato, sarà molto avvincente soprattutto la lotta per non retrocedere. È vero. Allora, Pierpaolo, abbiamo, come detto, parlato in maniera forse abbondante di questo Agregas, però è anche vero che hanno veramente fatto un campionato stratosferico per organizzazione tecnica, per tasso di qualità, per organizzazione societaria, che poi alla fine è anche la cosa più importante. Finalmente Agrigento ritorna nel campionato che conta, anche se non sono i professionisti, però sappiamo che l'interregionale è un professionismo un po' celato. Ma al di là, diciamo, della valutazione sulla squadra di Agrigento, che comunque è stata costruita proprio per ammazzare, È stata costruita per la campionato. Serie D, noi dobbiamo Esatto, sempre esatto. specificarlo. Ad Agrigento quest'estate aspettavano il ripescaggio, Esatto. non Che lo poi hanno è avuto arrivato. Poi e non è hanno arrivato. lasciato inalterato questo carro armato. E quindi ovviamente una squadra di Serie D che gioca in eccellenza produce un risultato del genere, cioè vince il campionato con 3 giornate d'anticipo, e se non ero 10 punti di distacco. Sì, dove siamo? 10 Il punti. mio pensiero invece va all'Atletico Campofranco, Sì. che è una società anch'essa molto solida, e il mio pensiero è che magari ha investito nell'anno sbagliato. Cioè, allora che succede? sì, Che una volendo una società del genere, che ha investito così tanto, perché anche loro hanno investito insomma abbastanza in termini economici e tecnici e organizzativi, appunto, si ritrova a seconda, e non si sa poi con la lotteria, insomma, se riuscirà a salire di categoria. I playoff sono sempre un terno all'otto. Esatto, e quindi playoff sono sempre un terno all'otto. volevo appunto completare il mio pensiero dicendo che è un peccato, cioè, infatti. capita, succede che È tu stata vai la a stagione investire- sbagliata. Mi ricorda il Jar di tanti anni fa, no? In eccellenza, che ogni anno investiva tantissimi soldi ma non riusciva Perché c'era mai sempre a quella centrare squadra che l'obiettivo. riusciva a fare meglio. Vabbè, comunque sta di fatto che l'Agregas, meritatamente guidata da Rigoli, raggiunge il campionato di interregionale, quindi il prossimo anno a questo punto dobbiamo pensare tutti che sarà un anno importante per Agrigento, no? Perché hai fatto tanti investimenti quest'anno, il prossimo anno lo completi magari con un campionato da vertice. Il problema è che il salto, no, nella categoria della CND e l'interregionale è un salto, diciamo, nel buio, nel senso che è un campionato veramente difficile. Cioè non è scontato che tu costruisci una questo sì, squadra questo sì. e poi vai a vincerlo, oppure comunque farai un campionato di vertice. Negli anni ci sono state squadre costruite con giocatori di ottima qualità che però non hanno ottenuto i risultati sperati. Certo è comunque che Agrigento merita ovviamente Chiaro. palcoscenici importanti. È vero, è vero. Perché ora l'anno prossimo, per completare questo ragionamento, Ettore, sarà una stagione strana per la Serie D, perché è l'ultimo anno prima della riforma. Della riforma dei dal campionati. 2014-2015 la Serie D diventerà quarta serie, arriveranno tantissime squadre, dalla Lega Pro, quindi sarà praticamente un anno di assestamento. L'anno prossimo chi non arriva primo
chi non arriva primo probabilmente l'anno prossimo non ci saranno neanche playoff, quindi insomma, ci sarà bisogna calibrare bene anche il centesimo. Un grande riequilibrio e quindi probabilmente ancora probabilmente non si è neanche chiarito se la Serie D se resterà a 9 gironi o sarà 12, quindi l'anno prossimo bisogna calibrare con attenzione tutto quello che si andrà a fare. Campionato di eccellenza, parliamo del girone B e subito i risultati della 27ª giornata. Orlandina batte Atletico Villafranca 5-0. Novegea Rosolini 2-0. Aci Sant'Antonio Comiso 2-1. Vittoria Due Torri 1-1. Ad Avola Mazzarrà batte Real Avola 1-0. Tiger Modica 1-0. A Mister Bianco San Gregorio batte Mister Bianco 1-0. Atletico Gela Taormina 1-1. Beh, a questo punto con questa vittoria dell'Orlandina in casa e il contemporaneo pareggio del Vittoria tra le mura amiche, probabilmente, dico probabilmente, i giochi sembrerebbero fatti, ma guardiamo la classifica. Orlandina in vetta con 57 punti, Vittoria 51, Due Torri 48, Nuovegea 46, Modica e Tiger 44, Aci Sant'Antonio 43, Mazzarrà 38, San Gregorio 35, Mister Bianco 34, Real Avola e Taormina 32, Rosolini 22, Comiso 21, Atletico Gela 16 e Atletico Villafranca 15. Mister Bianco ha 2 punti di penalizzazione. Prossimo turno, come abbiamo già detto nel precedente girone, si giocherà direttamente giorno 7 aprile, quindi 2 settimane di stop. Queste le partite: Orlandina Aci Sant'Antonio, Comiso Atletico Gela, Modica Vittoria, Atletico Villafranca Due Torri, Rosolini Mister Bianco, Taormina Nuova Igea, San Gregorio Real Avola ed infine Mazzarrà Tiger. Allora, ho detto bene, forse i giochi a questo punto sono già fatti, Carmelo. Al rientro, se l'Orlandina batterà l'Aci Sant'Antonio al Merendino in casa e il Vittoria non vincesse il derby a Modica, l'Orlandina è matematicamente, sarebbe matematicamente Però attenzione, perché promosso l'Aci in Serie D. Sant'Antonio con questa vittoria di questa settimana rientra nel gioco Rientra playoff, quindi, in pieno insomma, venderà cara la pelle probabilmente. Sì, venderà cara la pelle, ma il derby difficilmente il Vittoria andrà a vincere a Modica, anche perché è un derby molto sentito, molto acceso per il Vittoria, e espugnare il Caitina sarebbe veramente una grande impresa, quindi ad oggi Vittoria che l'Orlandina... Dicevo anche il Modica che potrebbe con una vittoria eventualmente inserirsi in zona playoff. Stranamente sorprendente questa settimana, a mio parere, non so cosa ne pensa il mister. Adesso glielo diremo. La vittoria del Tiger sul Sì, Modica, è vero. perché il Tiger in realtà a mercoledì ha avuto un impegno difficilissimo in Puglia per gli ottavi di finale di Coppa Italia a Cerignola, tra l'altro gara che la Tiger ha perso 2-1, ha giocato neanche 2 giorni dopo ed è andato a vincere con il Modica, quindi una squadra che non ha accusato la minima stanchezza, quindi questa è una vittoria anche un po' sorprendente. Però tieni presente anche che la Tiger doveva assolutamente vincere per agganciare il treno dei playoff, per cui anche dal punto di vista caratteriale la partita probabilmente l'avrà impostata in una determinata maniera. È anche vero che la squadra di Santino Bellinvia nelle ultime settimane ha puntato molto sulla Coppa, e questo fatto che abbiano giocato di sabato anche dal punto di vista atletico, mister, cioè per una squadra, noi non parliamo di Serie A, Europa League, per squadre dilettantistiche. La stessa scelta l'ha fatta il mister Bianco, che ha recuperato in settimana la partita con il Modica, peraltro perdendola in casa, e si è ritrovato a giocare sabato. È ovvio che dipende che tipo di impegni hanno avuto i giocatori durante la stagione, cioè che tipo di cadenza settimanale di sedute tu e la società ti ha permesso di dare. Hai organizzato. È ovvio che se hai una buona struttura dove allenarti, anche dei preparatori atletici che seguono la squadra, perché questi sono fattori che incidono. Certamente Pierpaolo, non ci dimentichiamo in squadre che lottano, diciamo, per non retrocedere, di media caratura, andare a affrontare una partita, a mio modesto parere, il mercoledì e poi giocarne un'altra il sabato. Ma dobbiamo sottolineare però, diciamo, può essere che poi non sono rischioso. neanche dei giocatori professionisti, ma sono dilettanti. Quindi una buona parte lavora durante la settimana, quindi c'è tutto un incastro di condizione legata anche a queste situazioni. Se potessi scegliere, io posso dire, per quella che è la mia esperienza, se dovessi fare un turno settimanale e potessi scegliere io la partita successiva anziché di sabato,
la farei domenica perché hai un giorno di recupero in più, puoi impostare un minimo, una mini programmazione dalla gara infrasettimanale alla partita di domenica che ti consenta di essere perlomeno, diciamo, consenta di affrontare in maniera dignitosa da un punto di vista atletico più che altro la partita. Mister, ti ha stupito la vittoria del San Gregorio nel derby a Mascalucia con il mister bianco? Allora, non è che mi ha stupito, secondo me sono due squadre di pari valore. Credo che la differenza l'abbia fatta diciamo, l'aspetto psicologico, nel senso che il mister Bianco non credo si aspettasse di perdere il recupero con il Modica mercoledì E quindi è entrato in campo, adesso diciamo quei punti di vantaggio che sperava di avere al momento dello scontro, perché per loro questo è uno scontro molto importante, confrontarsi col San Gregorio e per i derby ma soprattutto per la classifica. Tra l'altro affrontarlo in il questa San Gregorio veniva già da una psicologica. vittoria, per cui Esatto. animato da grande entusiasmo Esatto. ha giocato una grande partita. Peraltro il San Gregorio è composto tutto da elementi diciamo, molto dinamici, sono giocatori molto giovani che fanno gruppo da diverso tempo e quindi sono tarati sulle difficoltà e hanno colto, devo dire, una vittoria veramente importante, perché questo, se andate a vedere la classifica, cambia veramente Sì. la dinastia in chiave salvezza. Il San Gregorio Il San soprattutto Gregorio quando scavalca andato e in peraltro avanti. il mister Bianca credo che la prossima settimana affronti il Real Avola, quindi non avrà Esatto. avrà una partita agevole. Dico, non sarà agevole No, per va a nessuno. Rosolini. Il mister Bianco va a Rosolini e il San Gregorio. Il San Gregorio, quindi le ultime partite saranno ovviamente difficili per tutte e l'aspetto psicologico e i nervi saldi faranno la differenza, perché poi sono tutte squadre che bene o male sulla cifra tecnica si equivalgono. Sì, equivalgono, è vero. Bene, allora per chiudere però, non abbiamo detto tra Orlandina a questo punto e Vittoria la tua candidata. La mia candidata. Credo che a questo punto l'Orlandina... Farei un autogol se dicessi Vittoria, fermo restando che nel calcio tutto è possibile, Tutto è possibile. e fermo restando che comunque il Vittoria ha fatto una stagione diciamo di altissimo livello per quelli che erano i presupposti. L'Orlandina adesso ha un match point, si parla anche dell'ottimo campionato della C Sant'Antonio, Certo. che sicuramente è un ottimo campionato. Però quando hai 6 punti, Sei punti. sei punti di vantaggio dalla seconda, giochi alla ripresa in casa e puoi chiudere sto benedetto In casa, dove campionato. tra l'altro sta viaggiando in media nelle Esatto, ultime 2 partite in casa, esatto. e l'Orlandina ha fatto 10 reti, 5 all'Atletico Esatto. Gela e 5 al Villafranca. E questi sono numeri che poi alla lunga... No, anche perché lì l'ambiente, cioè quando la squadra va bene, lì la squadra è molto seguita. È seguita anche quando va poco bene. Gli anni scorsi io ci sono stato lì con il Belpasso, insomma, ho visto anche che era seguita ugualmente, anche se lottava per non... Immagino adesso Chiaro. il seguito Sulle che avrà. ali E anche dell'entusiasmo. mister, per chiudere, che comunque l'Orlandina, ad esempio, rifacendo lo stesso discorso che abbiamo fatto per l'Agregas, secondo me l'Orlandina avrà bisogno l'anno prossimo in Serie D di diversi correttivi, perché quest'anno hanno un po' impostato il discorso delle figurine panini. C'è tanta qualità, c'è tanta roba, Bella, Dama, queste delle figurine, Cracco, molto belle. Crino, Orioles, Mincica, Sì, Caudio, vabbè, ma una stringiamo, squadrona. facciamo una cosa molto In più... Serie D le figurine panini non te le puoi permettere. Ci sono, È ovvio, sono i è giocatori ovvio. che ti aiutano a salvarti la categoria. in La Serie tua D e analisi basta. è ineccepibile. Bravo. Sono d'accordo con te. Va bene, allora dunque chiudiamo questa parentesi e a questo punto ringraziamo anche per Paolo Grazie a Alberisi voi. che ha deciso che quest'anno insomma si è fermato, ormai a questo punto a poche settimane dalla fine dei campionati penso proprio che accetterai qualche panchina. C'è stato qualcosa, ma però per serietà ho deciso di non... mi sembra, nel mi senso, sembra giusto, anche perché poi bisogna diventa- lavorare bene con il gruppo, voglio dire, Diventa prendere una squadra problematico. adesso sicuramente non è certamente No. il momento migliore. No, Allora ti auguriamo un buon lavoro per la prossima Grazie. stagione, avremo modo chiaramente di ritornare qui di nuovo a Penalty, Con piacere, così per con vero promozionare piacere. anche la tua nuova squadra che probabilmente arriverà, perché dopo un anno di fermo, guarda, posso immaginare che non è molto bello. Sì, però grazie a Dio ho tanti interessi e quindi Ci si ricarica sono anche molto un po' le sereno. batterie. Anche perché so cosa vuol dire guidare una squadra, quindi quanti infatti. pensieri e preoccupazioni porta. Quindi È vero. se arriva bene, se no dico Vabbè. sopravviviamo lo Ci stesso. si ricarica comunque anche le batterie. Grazie a Pierpaolo Alderisi. Grazie a voi, e buonasera. grazie anche come al solito a Carmelo Puglisi che rivedremo anche lui fra 2 settimane, perché per 2 settimane un po' cambieremo un po' la nostra programmazione. Settimana prossima facciamo proprio la pausa noi di Penalty, ritorneremo la domenica di Pasqua con una versione particolare di Penalty, una special edition che parlerà poco del calcio dilettantistico, faremo una bella grande finestra sul calcio Catania. Grazie Carmelo. A questo punto, Ettore, auguro buona settimana
a te, a tutti i nostri telespettatori, a questo punto con largo anticipo anche buona Pasqua. Ritornerai fra 2 settimane. Auguri a tutti di buona Pasqua. Grazie a Carmelo. Che facciamo? Abbiamo una pausa Sì. e poi dopo parleremo del campionato di promozione. Sì, andiamo in pubblicità, ma rimanete con noi a penalty. Eccoci rientrati in studio, siamo sempre in diretta la domenica a partire dalle 19 con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Abbiamo già parlato del campionato di interregionale, nonché anche dei 2 gironi di eccellenza. Adesso in postazione salutiamo chiaramente il nostro Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buona domenica a tutti i nostri telespettatori. Con lui chiaramente parleremo del campionato di promozione, dei 4 gironi, e a questo punto dobbiamo fare un'eccezione. Vi ho voluto inserire nel discorso promozione perché voi ci arrivate con questa grande vittoria. Parliamo del gruppo del Real Aci. Siete contenti, no? Abbiamo mister Adornetto. Ciao Enzo. Buonasera, ciao a tutti. E poi abbiamo il difensore Tony D'Amore e il bomber, Buonasera. perché sempre bomber è, perché i suoi gol li fa sempre, Salvo Valenti. Buonasera. Complimenti per questa stagione. Che bella soddisfazione, mister, no? Sì, bellissima, veramente bella e anche non eravamo non preparati, sicuramente. Quindi allora è doppia. Sì, questa sì, cosa. sicuramente non preparata. E dà più soddisfazione. Sì, sì. Dà più soddisfazione. Adesso però bisogna organizzarsi bene per la prossima stagione, perché il campionato di promozione È un'altra realtà, impegnativo. è un'altra realtà È quella, impegnativo. sì, è un'altra Io credo realtà. che voi avete una bella, insomma, organizzazione interna, quindi non mancherà a voi organizzarvi bene, però le cose fatte bene già dall'inizio e non in corsa aiutano poi a farlo bene questo prossimo campionato. Sì, perché il presidente, il signor Scuderi, già diciamo non che stia programmando, però sa anche lui le problematiche si possono essere in un campionato di promozione, quindi si vuole far trovare anche lui pronto. Benissimo. Tra poco parleremo anche con 2 insomma, colossi dallo spogliatoio, perché in queste categorie, e penso che tu stesso me lo potrai confermare, io credo che avere il gruppo è la cosa più importante. Poi anche il tasso tecnico, però il gruppo diventa basilare per il successo. Sì, un gruppo veramente eccezionale, un gruppo veramente che si è trovato bene tutta la stagione. Benissimo. Allora Alessio, adesso siamo pronti con il girone A del campionato di promozione, abbiamo subito i risultati e poi a seguire la classifica. A te Giada. A Cianciana, Aragona batte Cianciana 1-0. Sciacca Canicattì 1-0. Profavara batte Campobello di Mazzara 5-1. Mussomeli Terasini 3-0 a tavolino. Atletico Corleone Strasatti 0-1. Carini Partini Caudace 0-0. A Trapani Sera di Falco batte Dattilo 2-1. Salemi Scanderberg Piana 2-1. Per quanto riguarda la classifica di questo girone A del campionato di promozione, sottolineiamo ancora una volta che la vittoria del Favara permette a questo punto alla squadra agrigentina probabilmente di raggiungere il campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica. Aspetta, scusami. Che è successo? Ti sei dimenticato qualche cosa? Vabbè, Niente, succede. siamo. È bello perché siamo anche in diretta, tra l'altro. Allora, la Ok, classifica. andiamo. Abbiamo in testa il Pro Favara. Sì, Profavara è in vetta con 65 punti. Proseguo io. Benissimo, proseguo io. Sera di Falco 57, Canicattì 47, Salemi e Sciacca 46, Dattilo 41, Carini e Mussomeli 39, Cianciana 38, Atletico Corleone Strasatti 37, Aragona 33, Campobello di Mazzara 24, Partinico Audace 21, Scanderberg Piana 19 e il Terasini che si è pure ritirato. Sottolineiamo che il Carini e lo Strasatti hanno una partita in meno, a Campobello di Mazzara e Partinico Audace un punto di penalizzazione. Alessio, il quadro tecnico di questo girone sembra ormai già segnato, perché il Pro Favara insomma, probabilmente ha quasi un piede in eccellenza. Sì, il Profavara vince 5-1 in casa contro il Campobello di Mazzara e prepara la festa
già per il prossimo turno, dove affronterà in casa lo Sciacca. Il vantaggio di 8 punti sul Serra di Falco consentono a 3 giornate dalla fine di programmare già la festa per il Pro Favara, che ha tutte le carte in regola per approdare al campionato di eccellenza. Per quanto riguarda la zona retrocessione invece la situazione è un po' ingarbugliata, però probabilmente già definita. Sì, escludendo già il Terrasini, che si è ritirato ed è già in prima categoria, oppure non si sa se l'anno prossimo si iscriverà al campionato, lo Skanderberg Piana e il Partinico Audace si giocano le ultime chance di permanenza, perlomeno di agguantare i play-out nelle prossime giornate. Tutto ancora da decidere in chiave play-out. Bene, passiamo adesso al girone B. Ti sei calmata? Sì, siamo, Benissimo. ci siamo. Allora, diamo subito i risultati del girone B, 27esima giornata. Real Calcio batte Cus Palermo 1-0. Collesano Cefalù 1-1. Ciappazzi Equip Palermo 3-0. Delfini Vergine Maria Icea Virtus 1-3. Sacro Cuore Milazzo Montemaggiore 2-0. Torregrotta Patti 7-1. Mamertina e Rocca di Caprileone 0-1. Sant'Agata Spadaforese è stata rinviata. Beh, partita del Rocca di Caprileone fondamentale, vincendo fuori casa sicuramente ha dato modo alla squadra messinese di sperare probabilmente a questo punto ad una promozione definitiva. Guardiamo la classifica al completo. Rocca di Caprileone è in vetta con 63 punti, seguita da Cefalù e Igea Virtus 59, Spadaforese 53, Sacro Cuore Milazzo 50, Ciappazzi 41, Montemaggiore 38, Torregrotta 34, Mamertina 33, Real Calcio 32, Cus Palermo 28, Sant'Agata 27, Delfini Vergine Maria 26, Collesano 18, Equip Palermo 12 e chiudiamo con Patti 11. Sottolineiamo che Cus Palermo e Spadaforese hanno una partita in meno, Sant'Agata 2 partite in meno. Bene, guardando la classifica ci rendiamo conto che effettivamente ormai il Rocca di Caprileone probabilmente, credo, e ne parlavamo con il Presidente qualche settimana fa, raggiungerà questa sospirata promozione. Alessio. Sì, il Rocca di Caprileone con la vittoria esterna a Galati Mamertino contro appunto la Mamertina acquisisce un vantaggio di 4 punti a 3 giornate dal termine su Cefalù e Igea Virtus. Cefalù che ha pareggiato contro il Collesano per 1-1 e perde terreno e forse dice abbandona qualsiasi speranza in chiave promozione. La riacquista invece l'Igea Virtus, che aggancia il Cefalù in seconda posizione vincendo contro il Delfini Vergine Maria. Nel prossimo turno grandissima partita tra Spadaforese e Rocca di Caprileone, che può in qualche modo riaprire i giochi o chiuderla a seconda dei punti di vista, mentre il Cefalù e l'Igea Virtus saranno impegnati contro il Delfini Vergine Maria e Sacro Cuore Milazzo. Chiaramente quando parliamo di prossimo turno non parliamo delle prossime due Del 7 domeniche, ma aprile. direttamente il 7. Sì, ci saranno 2 turni di stop aprile. in vista della Pasqua. Certo. Benissimo, prima di continuare con gli altri 2 gironi io volevo fare una domanda al mister, perché con i ragazzi ci parliamo dopo. Prepararsi adesso per la nuova stagione vuol dire già da adesso avere un'idea chiara dal punto di vista tecnico. Credi che ci sarà qualche miglioria, qualche nome nuovo all'interno del vostro gruppo, o comunque su quello state probabilmente costruendo anche il progetto del campionato di promozione? Diciamo, ancora col Presidente non abbiamo preso nessuna decisione, perché questa settimana abbiamo vinto il campionato, c'è stato questa settimana una settimana diciamo, di festeggiamenti, magari non è andata bene questa domenica la partita, però al più presto, magari dopo che il Presidente saremo insieme anche a Santo Amico, prenderemo le decisioni che si dovranno fare per l'anno prossimo. Una battuta la voglio fare con Tony D'Amore. Tony, allora, tu insomma l'esperienza
è notevole, è stata fondamentale alla fine per questo campionato, soprattutto nel pacchetto difensivo. Avete trovato delle difficoltà, poi dopo pian pianino, seguendo anche i suggerimenti del mister, siete riusciti poi a distaccare questo Pedara che all'inizio sembrava comunque una squadra di una certa importanza. Sì, sì, il Pedale è una squadra abbastanza buona. C'erano dei ragazzi che hanno fatto categorie Certo, superiori. come Strano, Arena. No, una squadra abbastanza buona per vincere anche il campionato. Quindi alla fine poi dopo ci siete riusciti anche perché Noi abbiamo un pizzico più di esperienza, io credo che sia stata anche fondamentale. Anche un po' di cattiveria, perché insomma Eh, l'esperienza nasce anche dipende uno dall'esperienza. dove va a giocare. Ci sono dei paesi che, come lo sappiamo, che non si gioca neanche a pallone. Infatti, tra Calcio, l'altro poco calcio, parleremo anche poco- di un problema che è pochissimo successo calcio. questa settimana. E praticamente noi ragazzi, noi catanesi, con i ragazzi dai Cireali, abbiamo restaurato un bel rapporto, un bel gruppo. E partita dopo partita. Vi siete ritrovati in testa e poi non l'avete più abbandonata sta testa, perché veramente è stata quasi no, dall'inizio. grazie al nostro mister, il mister in seconda, che è anche il nostro vicepresidente Sant'Amico, Sì. il nostro presidente Scuderi. Abbiamo fatto una cosa bella che ha da tanto Adesso tempo. però bisogna continuarla per la prossima Quello stagione, sempre. perché è fondamentale Sì, sempre. continuarla, proprio perché poi alla fine tutto il lavoro che si è fatto quest'anno non si può buttare l'anno successivo. È normale. Perfetto. Bene, tra poco parleremo anche con Salvo Valenti. Proseguiamo adesso, parliamo del girone C del campionato di promozione. Abbiamo i risultati e la classifica. San Sebastiano, Enna 3-0 a tavolino. A Gangi, Fiumefreddese batte Nicosia 3-2. A Santa Teresa di Riva, Sport Insieme Randazzo 0-1. A Nissoria, Real Belpassese batte a Giranissoria 2-0. Riviera dello Stretto, Real Giarre è stata sospesa. Real Santa Venerina, Via Grande rinviata. A Belpasso, Troina batte Belpasso 2-1. Il Pistonina riposa. In classifica abbiamo il San Sebastiano in testa con 55 punti, però è successo un po' di tutto a Messina tra Riviera dello Stretto e il Real Giare, partita sospesa, ed è stata anche rinviata la partita tra Real Santa Venerina e Via Grande, per cui insomma la zona di testa in questo momento sembrerebbe un po' in stand-by. Guardiamola Sì. e poi magari diamo un commento insieme ad Alessio e poi dovremo avere due collegamenti importanti. Vai. Sì, San Sebastiano è in vetta con 55 punti, Real Giarre 52, Via Grande 51, Real Belpassese 49, Randazzo 48, Pistonina 47, Belpasso e Fiumefreddese 36, Troina 34, Sport Insieme 30, Riviera dello Stretto e Agiranissoria 24, Real Santa Venerina e Nicosia 16, Enna e Scommettendo sono state escluse dopo ben 4 rinunce. Real Giarre, Real Santa Venerina, Riviera dello Stretto e Via Grande vi ricordiamo che hanno una partita in meno. Alessio, commento tecnico? Sì, allora teoricamente le prime tre della classe non hanno giocato. Il San Sebastiano in testa alla classifica ha vinto a tavolino con l'Enna. Il Via Grande che doveva giocare contro il Real Santa Venerina, la partita non si è disputata a causa della cenere vulcanica, mentre il Real Giarre che giocava a Messina stava vincendo sul Riviera dello Stretto per 1-0, la partita è stata sospesa per una rissa in campo. Rissa che probabilmente costerà la sconfitta a tavolino per tutte e due le Questo squadre. non lo sappiamo. Non si sa, però ovviamente quando succedono queste tipologie Generalmente di è fatti, così, sì, generalmente è così. generalmente Allora, io per capire un pochettino cosa è successo a Messina, abbiamo cercato di metterci in contatto con i due presidenti, forse addirittura ne abbiamo già uno di presidente in collegamento, il presidente del Real Giarre, Domenico Di Martino. Presidente, mi sente?
Sì, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, Buonasera. grazie, buonasera Presidente. Allora, Presidente, io tramite questa trasmissione voglio cercare di dare più informazione possibile. Parlerò con lei adesso, subito dopo parlerò anche con il Presidente del Riviera dello Stretto per capire cosa è successo, in modo che così tutti hanno la possibilità di avere un contraddittorio. Poi chiaramente ci sarà la Lega che definirà e stabilirà il giusto. Giudice sportivo. Perfetto. Allora, Presidente, per lei che cosa è successo in questa partita? Guardi, Tortorici, noi siamo arrivati alle 13:45 in quel del campo comunale Bonanno di Sì. Annunziata di Messina. Alle 13:45, quando siamo scesi dal pulmino, i ragazzi si sono indirizzati nello spogliatoio, quello nostro ospite dove dovevano andare a cambiarsi. Sì? Nella fattispecie all'ingresso della porta con il commissario di campo, dottor Artemisio, trovavano l'allenatore del Riviera, tale Nino Naccari, ex giocatore professionista del Catania, Sì. che sperava un colpo, una manata in faccia al giocatore Carmelo Licciardello. Reo dice di aver commesso non so quali danni all'andata, cose che non è successo niente all'andata, tanto che con signor Naccari siamo usciti anche a braccetto, loro si sono portati via un punto 0-0. Diciamo tutto questo ha acceso una miccia, quando tutti stavamo là per andare a fare il riscaldamento, tutti avevano... Sì, ma atmosfera questa surriscaldata, paura. poi chiaramente questa atmosfera surriscaldata si è riversata anche nella partita probabilmente. Ma guardi, già i ragazzi sono entrati in campo timorosi perché c'era una miccia accesa. Io ho cercato di buttare acqua sul fuoco parlando col Presidente. Presidente, non facciamo queste cose, facciamo giocare i ragazzi, qualunque sia il risultato. Noi non è che ci possiamo, mettere in mezzo. I ragazzi giocano, fanno quello che vogliono in campo, però non possiamo noi, a prescindere, accendere queste micce che poi sfociano in violenze e cose. Tanto che alla fine del primo tempo siamo rientrati e abbiamo trovato un signore, dice che era un papà di un ragazzo che all'andata era stato forse, non lo so, avevano preso qualche botta, qualche cosa, ma niente di questo, perché io in settimana, 10 giorni prima, l'avevo chiamato il signor De Domenico e ci ho detto: Presidente, ma c'è qualcosa verso di noi, avete qualcosa? No, dice, Lui ha tra i smentito ragazzi, tutto. piccole scaramucce, però dice cose del campo. L'importante è che noi ci siamo comportati bene. Sì, vi siete comportati bene. Poi, secondo tempo, quando siamo passati in vantaggio, sì, all'81esimo, con Melo Licciardello, guarda caso quello che ha preso lo schiaffo, Il ha fatto destino, gol. no? Un giocatore loro, Canistraci, si è beccato con Daniel Aleo e di lì l'arbitro l'ha buttato fuori a tutte e due. Ho capito, e da lì poi è nato un parapiglia E generale. di lì è nata tutta questa baraonda. E questo ragazzo è stato inseguito per tutto il campo, una caccia all'uomo, l'arbitro e i guardialini se ne sono andati nello spogliatoio, si hanno lasciati in balia di queste persone inferocite. Le forze dell'ordine erano presenti? Pensando che portavano in porto. Presidente, mi scusi. 0-0, prendevano un punto e così non è. Chiedo Io, scusa. giustamente. Mi sente, sto Presidente? facendo il Mi sente un perché attimo? voglio la vittoria Non mi a Tavolino, sente. Perché io che vinco 1-0 credo che non ho nessun motivo di andare a fare una rissa. Certo, Credo, certo. giusto? Presidente, la blocco un attimo, mi sente? Sì. Le faccio Sì, l'ultima la domanda sento perché chiaro. poi io dopo voglio mettermi in contatto anche con il Presidente del Riviera dello Stretto. La sento chiaro. Ma volevo sapere se c'era il servizio d'ordine prima, durante e dopo la partita. Sì. C'era il servizio d'ordine che non è intervenuto in nessun tafferuglio o è intervenuto dopo? No, durante la partita è stata maschia. Ho capito. Vabbè, Non è e giustamente successo non niente, doveva è successo intervenire in tutto quell'occasione. all'80° quando siamo passati in vantaggio. Ho capito, da lì poi è successo quello che è successo. Va bene, allora successo facciamo una quello cosa, che è successo. Presidente.
Facciamo una cosa, aspettiamo a questo punto il responso della Lega, vediamo cosa deciderà e poi eventualmente potremo anche ulteriormente parlare. Per me era importante... Io sono a completa disposizione. Benissimo, perfetto. Eventualmente possiamo anche organizzare un incontro qui, non si preoccupi. Ma non ci Anche sono con il problemi, presidente io sono del al Riviera dello dialogo. Guardi, Stretto. io sono un educatore prima di essere Conosciamo bene, conosciamo bene la sua figura, Presidente. Ragazzi, non alla violenza, ma allo Assolutamente. sport sano e puro, perché oggi si poteva parlare di un ragazzo che moriva in un campo di periferia, poi andavamo a fare un minuto di raccoglimento. No, non dobbiamo arrivare a questo, e non poi dobbiamo arrivare a partita. questo. Presidente, io intanto la ringrazio, Io ci ringrazio terremo... voi e saluto gli amici ospiti del Benissimo. Realaci. Il Realaci che il prossimo anno disputerà il tanti campionato auguri. di promozione. Grazie Presidente per la sua Buonasera squisitezza a disposizione, e per il suo grazie. intervento. Grazie. Allora, sperando che da un momento all'altro possiamo avere già il collegamento anche con il Presidente del Riviera dello Stretto, in modo che così abbiamo anche insomma, il contraddittorio, perché chiaramente questa è stata la versione del Presidente del Giarre. Certo che quello che succede io credo che sia impensabile. Salvo. Dovrebbe succedere in un campo dove dovrebbe essere una partita di divertimento, quindi è una cosa che non deve succedere assolutamente. Assolutamente, però spesso e volentieri quando succedono, guarda caso, le forze dell'ordine insomma fanno finta di non vedere e sentire niente, e quindi poi c'è questa caccia all'uomo che è ridicolo per un campionato di prima categoria, voglio dire, quando giustamente bisogna andare ma solo a divertirsi. da fuori non si può parlare, bisogna essere là per giudicare. Questo è anche vero, giusto Salvo, hai ragione. Allora, nell'attesa del collegamento con il Presidente del Riviera dello Stretto, passiamo subito al girone D, Sì. così poi abbiamo modo di sentire anche il Presidente della squadra messinese. Risultati e classifica del girone D del campionato di promozione. A Siracusa, Atletico Catania batte Ellenica 2-0. San Pio X, Città di Augusta 5-1. Rarinantes Mascalucia 5-0. A Caltagirone, Enzo Grasso batte Caltagirone 3-1. Sporting Battiati Scordia 1-1. A Niscemi, Real Ragusa batte Real Niscemi 2-0. Scicli Sant'Angelo Licata 1-1. Aci San Filippo Santa Croce 1-0. Mezzo passo falso per quanto riguarda la squadra capolista dello Scordia che pareggia Battiati, e c'è la contemporanea vittoria della San Pio che a questo punto riaccorcia i punti in classifica nei confronti del Battistrada Scordia. Guardiamo la classifica al completo. Scordia 64 punti, San Pio X 61, Città di Augusta 50, Enzo Grasso 47, Real Ragusa 45, Atletico Catania 43, Scicli 41, Aci San Filippo 40, Santa Croce 37, Sporting Battiati e Sant'Angelo Licata 36, Rarinantes 30, Ellenica 27, Caltagirone 24, Mascalucia 13 e chiudiamo con Real Niscemi 3. Ricordiamo che Atletico Catania e Mascalucia hanno un punto di penalizzazione. Allora, passo falso dello Scordia, subito ne ha approfittato la San Pio e si è riportata a 3 punti, quindi campionato in un certo senso riaperto. Alessio. Assolutamente sì, lo Scordia pareggia a Sant'Agata dei Battiati per 1-1, ne approfitta la San Pio che batte 5-1 il Città di Augusta, ormai in smantellamento totale, e si avvicina con un distacco di 3 punti allo Scordia. Ecco, io a proposito di queste due squadre ho preparato uno specchietto dove appunto lo Scordia ora nelle prossime 3 partite giocherà in casa con lo Scicli, fuori con la Rarinantes e poi con l'ultima in classifica Niscemi. Diciamo che tra le 3 partite quella contro la Rarinantes dovrebbe essere quella più difficile, perché la Rarinantes è alla ricerca di punti, quindi non sarà vita facile per la formazione di Serafino. Al cospetto la San Pio X giocherà fuori casa contro il Real Ragusa che deve vincere per mantenere almeno il quinto posto. Ricordiamo che anche se i playoff non vengono disputati, però si può chiedere domanda di ripescaggio entrando nella griglia.
Affronterà poi in casa il Mascalucia, ormai retrocesso matematicamente in questa giornata, e poi l'ultima fuori casa con il Sant'Angelo Licata che, ahimè, non dovrebbe chiedere più nulla al campionato. Insomma, sarà una situazione particolare. Si passano, diciamo, solo da 2 partite il destino delle 2 squadre. L'Atletico Catania oggi ha vinto a Siracusa per 2-0, sottolineo questa Abbiamo vittoria. portato bene allora a mister Indelicato Assolutamente la settimana sì. scorsa. Chi viene poi la settimana dopo vince matematicamente. Le reti sono state segnate da Conterino e Conti. Bella vittoria per gli uomini atletisti. Benissimo, il prossimo turno sarà giorno 7 perché anche la promozione riposa 2 settimane. Allora, abbiamo sentito poc'anzi il presidente del Real Giarre, ovvero Domenico Di Martino, e adesso abbiamo in collegamento telefonico il presidente della Riviera dello Stretto, ovvero Massimo De Domenico. Presidente, mi sente? Presidente? Sì, pronto? Buonasera Presidente, mi sente? Buonasera, buonasera a tutti. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito telefonico, perché insomma quello che è successo, almeno è arrivata notizia La sento malissimo però. Come scusi? La sento malissimo. Spero di poter ottimizzare allora magari tramite la regia questo collegamento. Sì. Diciamo che la cosa più importante è che sia da parte del presidente del Real Giarre e credo anche da parte sua c'è anche una voglia di sdrammatizzare e cercare di capire che quello che è successo, insomma, forse era meglio che non succedesse, però spesso e volentieri in queste categorie un battibecco leggero poi crea lo tsunami, come si suol dire. Secondo lei cosa è successo? Perché noi abbiamo sentito una versione, quella del presidente del Giarre. Secondo lei cosa è successo? Guardi, io ero assente perché un giocatore mio si era fatto male e l'ho dovuto accompagnare all'ospedale. E quindi... Sì, la sento. E quindi intanto dico, come preambolo, dico che queste cose fanno male al calcio, a prescindere da quale parte arrivano e come parte arrivano. Io quando succedono queste cose è ovvio che c'è una cattiva interpretazione del calcio da ambedue le parti, sicuramente non credo che ci sia una responsabilità univoca da parte per quello che riguarda la mia società. Io mi assumo le responsabilità e chiedo scusa a chiunque che ama il calcio per quello che è successo. È ovvio che io nei miei confronti dei miei tesserati qualche provvedimento lo prenderò. Questo le fa onore, Presidente, perché dice una cosa saggia e importante. Perché noi siamo una piccola società, una società minuscola in confronto al Giarre, al Via Grande, al Belpasso. Noi rappresentiamo 2 paesini sopra i laghi di Canzirri, quindi non è una piccola realtà, chiaro. Una piccola realtà dove il nostro massimo è il campionato di promozione, non è che noi possiamo ambire a campionati di... Quindi quando succedono queste cose lei è il primo a dispiacersi. Noi viviamo tutto sul sociale, è ovvio che facciamo una guida anche, cerchiamo di raccogliere i ragazzi che hanno dei problemi sociali, quindi certo un buon esempio ieri non è stato dato. Ma ci tengo a precisare che non è stato dato da ambedue le parti, però reputo, sì, perché non credo che io mi assumo le nostre responsabilità, ma credo che anche il Presidente del Giarre se le debba assumere. È anche vero che, Presidente, a questo punto sarà la Lega a decidere insomma, le eventuali sanzioni da dare alle 2 società, oppure magari, chissà, speriamo bene, che nulla succeda e quindi... Anche se credo che con il fatto che l'arbitro abbia lasciato il campo probabilmente a questo punto... L'arbitro, da quello che mi hanno raccontato, ha lasciato il campo senza neanche vedere niente, perché addirittura. Abbiamo saputo però che c'era un commissario di campo, quindi questo qua aiuterà allora la terna arbitrale a elaborare il referto. Il commissario di campo ha visto quello che è successo, quindi presumo che poi prenderanno
i provvedimenti che la Lega riterrà più opportuni Certo. prendere. Dico. Presidente, io la devo ringraziare perché lei è stato molto gentile, era giusto avere anche la sua voce perché in questa maniera abbiamo dato spazio ad entrambe le società nel raccontare quello che è successo. Da quello che abbiamo tutti capito, quello che è successo non deve succedere e sicuramente siete entrambi dispiaciuti. Questa è la cosa più importante perché il vero calcio è anche il fatto di assumersi le proprie responsabilità. Io ringrazio voi di avermi dato questa opportunità di poter intervenire anche in diretta e ringrazio, chiedo scusa alla società Giarre tutta, alla tifoseria che era là, ma non chiedo scusa perché penso di avere il 100% delle responsabilità. Perché sono fatti che non vanno... Perché sono fatti che non devono succedere in mai nessun più. campo. Perfetto. Che il calcio deve unire e non dividere. Perfetto, grazie Presidente, lei è stato molto gentile. Allora sicuramente avremo modo di risentirci e magari averla ospite qui in trasmissione aperta. Quando vuole sono a disposizione. Grazie, grazie. Era Massimo De Domenico, il Presidente del Riviera dello Stretto. Quando succedono queste cose, insomma, purtroppo è molto brutto, però devo dire che sia il Presidente del Giarre che del Riviera dello Stretto hanno voluto un po' sdrammatizzare perché è giusto che sdrammatizzino, perché il calcio è divertimento, dico bene Enzo, no? Non si può andare a giocare pensando che poi possono succedere tutte queste cose. Ma sicuramente si va a giocare, siamo nei dilettanti, Si va a giocare, ci si diverte e si torna a casa perché c'è a volte famiglia. si portano anche i bambini dietro, prendi uno come mio figlio che sta sempre dietro con noi, quindi diventa anche un po'... Vi ho purtroppo rubato dei minuti, però vi prometto che vi riospiterò, magari possibilmente organizziamo una presenza più cospicua della squadra così per festeggiare questa bella promozione. Però una domanda per finire a tutti e tre ve la voglio fare. Allora, mister, qual è stato il momento più importante della stagione secondo te? Il momento in cui c'è stato il cambio di volta e quindi avete capito che probabilmente era la stagione giusta? Ma sicuramente l'inizio del campionato, quando abbiamo fatto 7 risultati utili, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto nello spogliatoio, forse ragazzi, forse ci riusciamo, ecco, forse è stato questo, perché poi c'è stata anche la sconfitta di Bronte, però ci siamo ripresi, abbiamo fatto un'altra tirata di vittorie. E con i ragazzi forse dentro lo spogliatoio fuori non si diceva, ma dentro noi già avevamo qualcosa. Tony, invece qual è stato secondo te il giocatore più importante? Sicuramente il gruppo abbiamo detto fondamentale, ma c'è stato un giocatore che più degli altri probabilmente con insomma, la sua stagione ha contribuito alla vittoria del campionato? Sicuramente gli attaccanti. Beh, questo sì, sono quelli che fanno il gol. Però... Che è vicino a me. Però faccio un plauso a tutti, cioè, non c'è stato il singolo, non c'è stato, è stata tutta la squadra. E poi i giovani, i nostri under, uno più forte dell'altro. È vero. Fondamentale gli under. Allora, se mi permetti, vorrei fare un appunto senza fare una polemica. No, ci mancherebbe. Perché ho sentito diversi allenatori, anche ospiti qua, con diversi giocatori, direttori sportivi, che dicevano che il nostro girone era meno forte rispetto diciamo agli altri gironi. Ma si dice sempre così, però poi il campionato si deve fare, le partite si devono fare e si devono vincere. Vorrei ricordare una cosa, diciamo, dei numeri vorrei ricordare. È stato il miglior attacco del girone, l'attacco del Real Laci, con 40 gol. Ha 2 difensori centrali come D'Amore e Daniele Spadaro e un portiere come Scuderi che non so se in prima categoria o in promozione tutte le squadre ce l'hanno. E poi dei giovani come Fighiera, D'Antonio, questa è la dimostrazione che il gruppo che avete costruito è fondamentale. Però hai fatto bene a sottolineare. Perché... E anche, scusa, vorrei fare anche un elogio ai centrocampisti De Stasio, Giannazzo, insomma, alla grande, Pavone, che sono di categoria. Allora vi aspettiamo possibilmente nella parte finale della stagione con una bella rappresentanza della squadra, così potete raccontarci anche i momenti più belli ed importanti di questa promozione che vi ha portato in promozione. Giro di parole. Grazie ad Enzo Tornetto, Toni D'Amore e Salvo Grazie Valeri. a voi. E ringraziamo anche a questo punto il nostro Alessio per quanto riguarda lo spazio dedicato alla promozione. Grazie a te, a domenica prossima. No, domenica prossima siamo in stand-by, fra 2 settimane. ci riposiamo, riprenderemo fra 2 settimane. Bene, e salutiamo anche Giada. Sì, adesso andiamo in pubblicità. Io vi lascio con te. E poi ci ritroviamo fra 2 settimane. Buona Pasqua a tutti, un bacio. Perfetto, pubblicità.
Puntata molto ricca quella di oggi, la trasmissione Penalty in diretta su Sesta Rete, canale 215 del digitale terrestre, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, anche se oggi in modo particolare abbiamo parlato di un fatto che è successo a Messina durante l'incontro Riviera dello Stretto e Real Giarre. Abbiamo avuto i due presidenti che hanno cercato giustamente di giustificarsi e devo dire anche con grande umiltà e grande professionalità hanno accettato sicuramente i propri sbagli. Abbiamo adesso in postazione il nostro Luca Loisi. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Con lui parleremo chiaramente del campionato di prima categoria, però permettimi Luca, siamo un po' in ritardo, ti chiedo scusa, devo subito presentare il nuovo gruppo di ospiti che è venuto a trovarci qui a Penalty. Parliamo con Claudio Zagame, difensore Sporting Barriera, grande campionato quest'anno, non c'è nulla da dire. Nulla da dire, però aspettiamo ancora è domenica. presto, ci sono tanti scontri ancora. Domenica e poi abbiamo ospiti qui, due squadre di terza categoria, una ci sta per caso, senza mancare di rispetto chiaramente a quelli con la quale oggi avete giocato e vinto. Abbiamo il presidente del Siracusa, Gaetano Favara, che ritorna a trovarci. Ciao Gaetano. Grazie. E abbiamo anche l'allenatore Claudio Macca del Sicilia Nostra, che insomma è stata una squadra che vi ha creato un po' di problemi in questa stagione, nel senso che una squadra arcigna come noi, ben messa in campo. Benissimo, quindi probabilmente magari chissà una promozione diretta per entrambi, chissà, mai dire mai. Allora, punto della situazione con il campionato di prima categoria, lo facciamo con il nostro Luca, subito con i gironi, quelli con la schermata, giusto? Una giornata importante in quanto la capolista castelbuonese vince per 2-0 contro l'Acquedolcese, terza forza del torneo, ed allunga sul Casteldaccio, bloccato 0-0 a Palermo dai Rangers. Ora sono 4 i punti di distacco tra le due squadre e considerando che mancano solo 3 giornate e c'è lo scontro diretto da giocare sul campo della Castelbuonese, per il Casteldaccio diventa veramente difficile scavalcare gli avversari in prima posizione. Mai dire mai però, come al solito, no Luca? Sì, serve una impresa a Castelbuono nello scontro diretto. In chiave playoff il Campofelice batte 3-2 la Stefonese e si avvicina alla terza posizione, mentre in coda importantissima vittoria dell'Atletico Finale 3-1 sul Castellane, così sorpasso nell'ultima posizione, con l'Atletico Finale che ha l'opportunità di superare anche la Termitana se dovesse riuscire a vincere il recupero di campionato programmato per mercoledì. Benissimo, adesso parliamo del girone D della provincia messinese, Sì, no? Il girone D che ha visto il suo primo verdetto in quanto lo Sporting Taormina ieri ha battuto 4-1 il Pellegrino. Per festeggiare già questa domenica occorreva una sconfitta del Ghibellina che è stato sconfitto a Milo 5-3 e così lo Sporting Taormina con 3 giornate d'anticipo festeggia la promozione nel campionato di promozione. Quindi un'altra squadra di Taormina che sale di categoria. Ma quante squadre c'ha Taormina? Sono 3 squadre... Con la squadra che tra l'altro nel campionato di eccellenza sta soffrendo parecchio nella zona retrocessione. Sì, è in zona play-out, quindi c'è anche il rischio di vedere un derby in promozione. Benissimo. Ghibellina, la cui sconfitta è pesante non tanto per la prima posizione che al di là della matematica era comunque assegnata, quanto perché ha subito l'aggancio del Santa Teresa di Riva che con la vittoria per 2-0 sulla Mediterranea Nizza sale a quota 51. Con 10 punti di vantaggio sul Furci che in questo momento sarebbe fuori dai playoff con la sconfitta a Messina per 2-0 contro la Gescal, che chiude una settimana nera per il Furci che già mercoledì era stato sconfitto in casa per 1-0 dall'Atletico Militello nell'andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia. Girone E, il girone catanese, il girone del Real Aci che ha vinto questo campionato già dalla settimana scorsa. Abbiamo avuto una rappresentanza con la promessa di ospitarli di nuovo e festeggiare con loro questa promozione che era un po' inaspettata almeno dai loro programmi. Sì, inizialmente era una squadra ripescata, non pensavano di poter addirittura arrivare al primo posto, però è dall'inizio del campionato che sono primi e quindi è stata una promozione meritata. Probabilmente ancora in questa settimana non hanno smaltito i festeggiamenti perché è arrivata una sconfitta per 3-0 sul campo della vice capolista Atletico Pedara. Beh, ci può anche stare, dai. Sicuramente ormai ha vinto il campionato, si abbassano gli stimoli. Atletico Pedara che comunque difficilmente riuscirà a passare direttamente alla fase finale dei playoff perché dietro vincono tutte, vittoria del Valverde 4-0 a Maniace, del Trecastagni 4-0 sul Real Paternò, 5-1 del Gravina sulla Dacca, Gravina che però in settimana è stato penalizzato di 2 punti dal giudice sportivo in quanto nel post partita della settimana scorsa a Maletto c'è stata un'aggressione all'arbitro colpito con calci e pugni da
una persona non identificata ma risalente comunque al Gravina. Non è possibile, succedono anche queste cose. Succede anche questo, non è stato possibile capire chi fosse questa persona e allora è stata penalizzata la società. Tra l'altro in questa maniera rimette in gioco il Mister Bianco, il Lineri Sì, il Lineri Mister Bianco, il Bronte che ha battuto proprio il Lineri per 4-0, però soprattutto in questo momento il Gravina non farebbe i playoff perché ha 13 punti di distacco dall'Atletico Pedara. Perfetto, adesso il girone F, poi tra l'altro abbiamo anche l'ospite dello Sporting Barriera che ci deve raccontare questa stagione scoppiettante, no? Allora, punto della situazione. Il girone F vede le goleade delle due battistrade. La capolista Aquila San Michelese vince 4-0 a Ramacca, mentre lo Sporting Barriera nell'anticipo del sabato travolge il Carlentini per 6-1. Rimangono 2 punti di distacco tra le due squadre alla vigilia dello scontro diretto che si giocherà a San Michele di Ganzeria. In terza posizione continua a sperare la Massiminiana che al 93esimo riesce ad avere la meglio del Megara Augusta, mentre la Barrese non va oltre il 2-2 a Militello e vede allontanarsi proprio la Massiminiana terza in classifica. È matematica adesso la retrocessione della Val Guarnerese, sconfitta in casa per 5-0 dal Mirabella. Perfetto, abbiamo anche la schermata della classifica di questo girone F? Sì. Perfetto, magari la guardiamo insieme, nel frattempo faccio la domanda giusta al nostro ospite Claudio Zagame. Allora Claudio, io credo che questa era una stagione sì programmata probabilmente per il vertice, però forse non ve l'aspettavate neanche voi di stare proprio sino all'ultimo ancora speranzosi di vincerlo addirittura questo girone? Sì, tutto sta a domenica. È anche vero che credevamo di stare lì, però adesso domenica si sa la verità. Certo, è uno scontro importante. Sì, chi vince secondo me si aggiudica già il torneo. Chiaro e logico. Ma quali sono state le squadre, a parte appunto la San Michelese, che vi hanno un po' impressionato? Anche questa Massimiliana ha fatto credo un buon campionato. Sì, vabbè, Massimiliano non è una novità, anche l'anno scorso ha fatto bene, poi da considerare anche la Barrese. Sì. La Barrese all'inizio della stagione un po' la Barrese ha dato filo da torcere, un sì, po' poi ha anzi, mollato. Pensavo che alla fine la Barrese si trova lì con noi, però poi ha mollato, quindi anche oggi ha pareggiato ed è uscito fuori in certo Cosa senso. servirà per lo scontro diretto? Determinazione. A questa Sporting Barriera? Ma continuare come abbiamo fatto fino adesso, poi è anche vero che gli episodi fanno poi la differenza. Fanno la differenza. È vero, è vero, è vero. Proseguiamo adesso, abbiamo gli altri gironi di prima categoria. A te Luca. Il girone di Siracusano è il girone G, e dove vince la capolista Sporting Priolo 1-0 a Belvedere, mantenendo così 2 punti di vantaggio sulla Nuova Camerinense che invece si è imposta per 2-1 sul Frigentini. In terza posizione sale il Città di Canicattini, vittorioso 3-2 a Raguso contro l'Orsa, scavalcando il Marina di Ragusa bloccato sul 2-2 ad Acate. Mentre la Rinascita Melillese si impone 1-0 sulla New Team Ragusa, riducendo da 5 a 2 punti di distacco e tornando a sperare nei playoff. In coda è importante la vittoria dello Sporting Eubea 2-1 a Pachino, mentre finisce 0-0 tra Netina e Perscicli, col Perscicli che rimane in ultima posizione. Abbiamo gli ultimi 3 gironi del campionato di prima categoria, iniziamo subito con quello di Trapani. Sì, il girone trapanese vede il Castellammare fermo a causa del vento, la gara infatti è durata solo 5 minuti, poi l'arbitro l'ha dovuta sospendere perché per impraticabilità il pallone non riusciva a stare fermo. Succede. Così il Castellammare momentaneamente perde la vetta della classifica a favore del Favignana che travolge lo Sparta Palermo per 6-0. In chiave play-out, vittoria importante della Iatina 1-0 ad Erice e così si porta solo i 2 punti dalla salvezza diretta, mentre sono 2 le partite non disputate, Lampedusa contro Donorione e Stella d'Oriente Paceco. In entrambi i casi le squadre ospiti hanno deciso di non presentarsi. Succede quando bisogna andare a Lampedusa. Nel girone C rimane in testa sempre la Sant'Angiolese 3-1 sull'iniziativa e mantiene i 3 punti di vantaggio sul Sinagra che ha vinto per 1-0 a Falcone. Tra l'altro tra le 2 squadre deve ancora esserci lo scontro diretto a Sinagra che sarà probabilmente decisivo per la vittoria del campionato. Ed infine chiudiamo con il girone H, quello tra Catania e Siracusa, no? Agrigento e Caltanissetta, con la Libertas la Calmuta che vince 5-0 a Caltanissetta e mantiene 2 punti di vantaggio sullo Sporting che vince per 2-1 sul Casteltermine. Benissimo, io credo che come al solito sei stato velocissimo, devo ringraziarti e scusarmi con te perché ogni volta ti costringo un po' a stringere perché abbiamo purtroppo allungato, però era fondamentale quell'incontro telefonico con i 2 presidenti, abbiamo allungato quella fascia e quindi siamo costretti un po' ad accorciare sul
sul campionato di prima categoria. Però tra poco ritorneremo perché avremo modo di parlare con i nostri due ospiti che invece disputano il campionato di terza categoria. Parliamo chiaramente del Siracusa e del Sicilia Nostra, e poi avremo ancora sempre Zagame. Chissà, forse questo probabile scontro può determinare anche a questo punto anche la seconda, che sicuramente può vincere poi i playoff, no? Cioè non è che perché perdete lo scontro diretto siete fuori. No, se perdessimo dobbiamo aggrapparci almeno a seconda. Vabbè, ma a quel punto penso che non dovrebbe sfuggirvi, no? Però mai dire c'è mai. la Massimiliana che purtroppo non demora. Tra poco ci darai qualche altra news. Ci fermiamo, abbiamo la pausa pubblicitaria, ringraziamo Luca Loisi, tra poco con noi Dario Gioffrida. Bene, in postazione abbiamo subito Dario Gioffrida che ci ha raggiunto. Ciao Dario, oggi dobbiamo volare in questa parte finale, come al solito chiedo scusa a tutti i ragazzi della redazione, ci siamo prolungati, chiedo scusa agli ospiti, però promesso vi ricoinvolgerò di nuovo, magari chissà nella parte finale, dopo che forse conosceremo finalmente chi ha vinto questo girone di terza categoria tra Sicilia Nostra e Siracusa. Siracusa che non c'entra niente con la terza categoria, dico bene, no Claudio? Ci mancherebbe. Allora Dario, mi dai subito il quadro completo dei risultati con le classifiche che trattiamo di seconda categoria? Sì, allora molto velocemente cominciamo dal girone A, dove tutto ormai è deciso. Lazio Roma ha vinto il girone del Trapanese e del Palermitano, il Pro Mazzara destinato alla retrocessione retrocederà, quindi l'attenzione è focalizzata soprattutto su Atletico Trinacre e Europa Montelepre, che hanno ingaggiato questo duello a distanza, in ballo i 10 punti che permettono di disputare o meno i playoff. In questo momento 10 punti che non sono presenti con l'Atletico Trinacre a 46 e l'Europa Montelepre a 38, quindi vedremo se nell'ultima giornata scatterà il gap necessario per saltare questa fase. Per quanto riguarda invece il girone F, sì. In questa giornata è successo l'imponderabile. Allo Sporting Club Giardini bastavano 2 risultati su 3 contro il Calatabbiano per non farsi raggiungere dagli etnei in classifica, e invece hanno beccato proprio il risultato che serviva a rimettere in corsa il Calatabbiano, e quindi tutto rimandato all'ultima giornata. Complicata anche la situazione playoff, dove però la Peloro Annunziata, inguaiando lo Sclopace, facendolo tornare ultimo in classifica, è riuscita a mettersi al sicuro. Ci sono praticamente la lotta ora è ristretta allo Sparagonà con il Sant'Alessio. Il girone G, velocissimo. Girone G che vede la lotta in testa a 3 tra Aci Bonaccorsi Tre Mestieri e Russo Sebastiano. Ovviamente l'Aci Bonaccorsi è il favorito per la vittoria finale del girone, con il Tre Mestieri e la Russo Sebastiano se la giocheranno punto a punto l'ultima giornata. In coda, anche qui lotta punto a punto tra Zafferana e Canalicchio, con i catanesi in vantaggio di una sola lunghezza per la retrocessione diretta. Nel girone H però vedo che anche nella zona di testa proprio il punto di distacco è pochissimo, quindi ancora tutto da giocare. Girone H che però oggi è stato anche falcidiato da diverse rinunce, purtroppo è una costante nelle ultime giornate di questi campionati. Vi raccontiamo semplicemente la situazione dell'Atletico Librino, che oggi non si è presentato in campo contro il D'Agata, diretto rivale. Ci sono delle questioni burocratiche da appianare con la FIGC, che saranno appianate in settimana, dice il presidente Ponticello. Lo specifichiamo perché nelle scorse ore era circolata la voce che l'Atletico Librino addirittura poteva non disputare la prossima e decisiva gara. In testa ovviamente Floridia, NB Mister Bianco, un punto li divide. L'ultima giornata, gli ultimi 90 minuti decideranno la contesa. E adesso facciamo diventare protagonisti 2 squadre di terza categoria, il Siracusa e anche questa squadra Sicilia Nostra, che è stata un po' la sorpresa. Allora ci dai il punto veloce, facciamo poi anche subito una battuta con i nostri ospiti. Il punto veloce è che in questo momento il Città di Siracusa ha il match ball per poter chiudere in vetta alla classifica del campionato, però io ho sentito cosa è successo prima, la telefonica eccetera. Qui abbiamo la dimostrazione che il calcio anche a questi livelli non è solamente tensione. È vero. Il presidente e il mister sono arrivati praticamente a braccetto in redazione. Che bella cosa, complimenti. Probabilmente la festa finale del campionato riguarderà entrambe le squadre. Ovviamente il punto interrogativo è dato ovviamente dalla matematica e dal calcio, che scienza esatta non è. Sentiamo una battuta veloce sulla partita. È stata una partita intensa e poi alla fine che cosa è successo? Ha vinto il
Vinto il Siracusa, come tra virgolette era giusto che sia, perché il Siracusa non ci c'entra niente in queste categorie, lo sappiamo. Volevo fare un plauso proprio al presidente, ci hanno accolto benissimo, sono state 2 partite sia all'andata che al ritorno bellissime, finite con lo stesso punteggio, 3-2 a Lentini e 3-2 a Siracusa. Però oggi ha vinto lo sport, come diceva Dario, ha vinto lo sport, che è fondamentalmente la cosa più importante, insomma, e di questo ringraziamo la città di Siracusa e speriamo non di non trovarli più, ma di non trovarli in terza categoria, di andarli a vedere noi come spettatori. Bravo, noi siamo un gruppo di amici. Bravo Claudio, hai detto delle cose giuste e correttissime. Presidente, a questo punto Gaetano, siete candidati a passare il turno, però speriamo che il prossimo anno questa seconda categoria sia un po' stretta anche per il Siracusa Calcio. Diciamo che oggi non è stata tradita quella che era l'aspettativa. Siamo arrivati al match decisivo della stagione in maniera molto ansioso. I calciatori tutti indistintamente hanno fatto una bellissima partita, una partita che io ho reputato la partita della passione, del cuore. Devo dare atto e merito al Sicilia Nostra, che è una squadra che comunque se non ci fosse stato il Siracusa meritava la posizione, meritava di vincere il campionato. Anche se ancora non è detto l'ultima parola, certo. Però la cosa bella è che oggi si è vissuta una bellissima giornata di sport, al di là dei problemi che ci sono potuti essere all'andata, si parlava, ha trionfato lo sport, è stato bello. Ed è giusto che sia questo l'obiettivo, soprattutto delle squadre che giocano in terza categoria. Loro devo dire, lo dirò sempre, lo dirò pure in altre interviste, loro sono stati bravi, ci hanno accolto, noi siamo andati con le famiglie, veramente una festa. Allora sarà anche questo lo spirito che deve contraddistinguere l'incontro importante che tra non molto andrete a vivere contro la prima in classifica. Ma sì, penso che sarà così, perché conosco anche i ragazzi che giocano con la San Michelese e quindi penso che vinca il migliore. Perfetto. Allora ringrazio Claudio Zagame, Sporting Barriera, grazie buon proseguo e buona fortuna, perché ci vuole anche un po' di fortuna nel calcio. E devo salutare e ringraziare queste 2 squadre importanti di Siracusa, con la promessa che presto, con una bella rappresentanza, venite qui a Penalty e ci raccontate questa bella avventura del campionato di terza categoria. Ringrazio il presidente del Siracusa Gaetano Favara e l'allenatore del Sicilia Nostra Claudio Macca. Grazie. Appuntamento alla puntata non di domenica prossima, ma quella tra 15 giorni. Arrivederci a tutti.